Amici di BHTV, buongiorno, buon giovedì 16 aprile, siamo in diretta con un po' di ritardo, ma per fare in modo che più persone possibili si potessero connettere live con noi, in compagnia di Davide Bruttini. Ciao Davide. Ciao, buongiorno a tutti. Per quei pochi che non lo sapessero, giocatore di pallacanestro di Forlì di Serie A2, battuto dalla nostra Udine almeno una volta su 2 in stagione. E poi al mio fianco e poi al mio fianco un nostro grande amico Gabriele Voltorini. Ciao Gabri. Ciao Max, un saluto. Salutiamo dietro anche la doc giusto? Sì. Capolino. Ragazzi, allora, abbiamo già 10 visualizzazioni in diretta, quindi vuol dire che voi due come ospiti valete tantissimo, più Bruttini di Voltolini secondo me. Direi. Nella discussione di oggi, nella conversazione odierna, parliamo del filo conduttore che lega la Virtus Siena alla finali nazionali giovanili maschili che si sono disputate in Friuli nel corso di questi anni. Davide, partiamo da quel 2005 dove tu eri stato eletto MVP, no? Finale nazionale under 18, derby in finale tra voi e la Mensana. Sì, ricordo molto bene, insomma, fu l'ultima partita di un gruppo che con i quali con molti dei quali insomma avevo giocato fin dal mini basket, ai quali poi si erano aggiunti i vari giuri, Cutolo, Falossi, Spinelli, insomma provenienti da fuori, e con cui comunque si è creato un legame forte che si vide in campo. Insomma, non eravamo sicuramente una delle squadre più accreditate all'inizio, però trovammo un grande affiatamento e fiducia durante la prima fase, mi ricordo, e poi sì, ci divertivamo, stavamo veramente bene insieme. Fu un peccato perdere, però insomma davvero chiudemmo senza rimpianti perché avevamo dato tutto e anche di più. Mi ricordo allenarci c'era Gigi Piatti che in questo era fantastico, nel senso anche durante le partite quando eravamo sotto lui trasmetteva sempre tantissima fiducia ed era sicuro che noi avremmo vinto, insomma, e ricordo anche lui con grande piacere. Senti Davide, il nostro direttore Davide Mikalic ci ripete spesso che è stata colpa sua se tu eri stato votato MVP all'epoca, no? Quindi, lo diciamo scherzando, in confronto rispetto a Gallinari, Datome, eccetera, che sono andati nell'NBA, vuol dire che Davide non capisce una mazza, Davide Mikalic intendo. Esatto, la colpa è la tua, infatti. Quindi è vero che ogni volta che lo incontri lo baci e lo abbracci, no? Esatto. Doveva votare un altro, io glielo volevo dire, sì. No. Gabri, vai Davide, scusa, vai. No, al di là degli scherzi, in quella manifestazione insomma feci delle grandi finali, ecco. Poi come ti dicevo, probabilmente noi non eravamo fra le squadre più accreditate, a dispetto di Casal Pusterlengo e la Menzana. Probabilmente anche quello incise sulla valutazione, ecco, tutto lì. Poi ci torniamo. Gabri, all'epoca cosa facevi? Il finto detto stampa? No, all'epoca non c'ero ancora, giocavo nelle infime minors senesi, no scherzo. Per quello andavano in finale allora. Come? Per quello la squadra andava in finale allora. Esatto. No, ma non te la perdono quella dei Cividale, ora poi si racconta. Ne parliamo. Sì, ecco, esatto. Quella non te la perdonerò mai. Cosa facevi all'epoca? All'epoca giocavo in Serie C2 ad Asciano, un paesino qui in provincia di Siena. Facevamo il campionato di Serie C2, insomma, me la cavicchiavo, dai, diciamo così. Senti, ma il tuo rapporto con papà Bruttini, salutiamo anche il presidentissimo Fabio, quando è scoccata la scintilla? Perché purtroppo adesso, caro Davide, mi dovrai dirlo più avanti, di come papà Bruttini dia in mano le sorti della sua società a Gabriele Voltolini. No, Vai, Gabri. Una tragedia. No, Fabio, un rapporto super. È nato una quindicina di anni fa, quando ho iniziato a parlare di Virtus per i giornali senesi. Poi dopo con
l'addio di Giacomo Rossi, che era passata alla Stella Azzurra, ho iniziato a fare l'addetto stampa e poi dopo pian piano team manager della prima squadra e ora direttore sportivo della prima squadra, quindi è un onore, ma il rapporto con Fabio è cresciuto insieme alla mia esperienza alla Virtus. Senti Davide, ma non è che puoi mettere una parola nei confronti di tuo papà dicendo di mandare a casa quel losco individuo con la polo bianca? Io glielo dico sempre in realtà, però va avanti per la sua strada e fa bene, insomma. Tornando un po' al serio, Davide, sapevi già nella tua testa nel 2005 di diventare un giocatore di pallacanestro? Ma sapevo, diciamo che mi piaceva l'idea, insomma, già fino a quel punto avevo fatto diversi sacrifici per arrivare fino a lì e quindi niente, speravo di diventare il miglior giocatore possibile, ecco, nelle mie potenzialità, quello sicuramente sì. Voglio fare un'altra risata, ragazzi. Vi mostro il Messaggero Veneto dell'epoca. Vince la Mensana, guardate, Gigi Datome nell'ultima foto senza barba della sua vita. Sì. Ma Davide, Esatto. eravate riusciti a battere la Mensana in campionato oppure no? No, ma in campionato durante la stagione regolare io non avevo fatto una partita, io ero andato solo alle finali perché Straniero di Coppa, dai. sì, esatto, facevo solo la prima squadra e anche Gigi mi ricordo, quindi ecco, non ci eravamo mai scontrati a Siena nei derby, ecco. Quindi Lignano è stato lo spettacolo puro. Gabri, nel corso di tutti questi anni la vostra società è riuscita a partecipare a un sacco di finali, il legame col Friuli è bello solido. Che cosa ti ricordi con più soddisfazione? Non arriviamo ancora a quella finale dove Bernardi faceva l'aeroplanino e poi purtroppo per voi l'avete persa, no? No, ci sono tante soddisfazioni, soprattutto legate alle esperienze mie personali, insomma, a Udine quando siamo arrivati ai quarti di finale, anche lì battuti dalla Menzana, quando allenava Simone Cini. Poi ovviamente il ricordo più bello, nonostante la sconfitta, è quella finale persa contro la Benetton Treviso, che probabilmente, diciamo, se si rigioca 10 volte, 9 e mezzo si vince, perché comunque l'epilogo fu veramente incredibile, una partita che mi ricordo a 7 minuti dalla fine eravamo a più 15 e poi ci fu 4 bombe consecutive di Repesa, che fino a lì aveva fatto 2 punti in tutta la manifestazione. Incredibile. E poi perdemmo e c'è l'aneddoto che mi dicesti: vai a staccare lo scudetto dalle maglie di quelli della Fortitudo, della Virtus Bologna, che erano seduti a fianco a me. Veramente? Non me lo ricordo. Certo, veramente? assolutamente. No, non ero sì. io. Non ero io. Come no? Come no? Non me lo ricordavo. E poi perdemmo nel finale convulso, purtroppo andò male e vinse Treviso, però quello c'è il rammarico grosso, però una grandissima esperienza. Ne parlavamo ieri con Raffaele Gaspardo, tra l'altro, di quella partita, perché lui era dall'altra parte, sulla sponda trevigiana. Ragazzi, partendo da Davide, forse nella storia della Virtus, cerchiamo un po' di rimangarla a memoria, sono state le 2 occasioni dove siete andati più vicino allo scudetto, no? 2005 e 2013, Gabri? 13. Davide, che percorso è stato per la società, vedendola anche dal figlio del presidente, insomma? Che percorso è stato? Scusami, ho perso. Dicevo, che percorso è stato vedendola per la Virtus dal 2005 al 2013, 2 finali perse, anche qualità di figlio del presidente, perché comunque all'epoca eravate la seconda società di Siena per importanza, no? Anche per livello di categoria di prima squadra, però ha sempre investito la Virtus in ambito giovanile. Ma sì, al di là insomma, dello scudetto, del risultato tangibile, direi che è sempre stato un percorso di crescita nello sviluppare i giocatori, ecco, non tanto puntando allo scudetto dell'anno, che sicuramente, ecco, io ho avuto la fortuna di vincerne uno, è sicuramente una soddisfazione bellissima, ecco, che ti resta dentro.
però ecco, il progetto della Virtus, di mio babbo, è sempre stato quello di cercare di sviluppare giocatori, di creare giocatori che poi potessero giocare in prima squadra e poi avere carriere anche oltre, insomma, usciti in quegli anni ci siamo, ecco, tanti, ce ne siamo tanti, ecco. Gabri, facendo un raffronto, che momento si sta vivendo secondo te e che cosa state facendo magari in ottica futuro, se avete già parlato, no, di quello che potreste fare per ripartire quando ci sarà l'occasione? Ma Max, senti, questo virus ha colto un po' tutti di sorpresa, no? Perché comunque non ci aspettavamo che potesse rivelarsi poi quello che in questo momento è. Quindi c'è stato un po' di sorpresa iniziale e di caos. Poi dopo abbiamo cercato già di iniziare a programmare, capire quello che è stato questa stagione e poi iniziare a mettere un po' le basi della prossima. Certo, non sarà facile perché ancora non si sanno quali saranno anche le determinazioni da parte della federazione, anche se ieri c'è stato un consiglio federale che ha un po' tracciato, diciamo, qualche linea guida, anche se per adesso abbastanza generiche, no? Diciamo così. Ovviamente la nostra missione a livello societaria, la diceva Davide, l'ha spiegata benissimo, è quella di continuare nel nostro progetto che riguarda i giovani, la crescita più possibile del nostro settore giovanile. Anche quest'anno, prima dello stop, abbiamo fatto benissimo perché comunque con squadre tutte senesi avevamo già conquistato un titolo di campioni regionali nell'Under 16, eravamo nella seconda fase, stava per iniziare ad un passo, diciamo così, dalle finali nazionali che tra l'altro si sarebbero disputate a Udine. Scherzi del destino, esatto. Però ecco, ci stiamo organizzando per fare il meglio possibile, ovviamente facendo sempre il passo secondo la gamba, perché in questo momento non ti può permettere nient'altro, ecco, visto la congiuntura economica che un po' sta vivendo in generale tutta la città di Siena, ma l'Italia in generale. In attesa che rientri Davide, eccolo qua, qualche problemino di connessione, ma è tutto giustificato ovviamente. Certo. Gabriele, un'altra domanda per te. Com'è complicato a livello di direttore sportivo definire un budget in ottica futura, parlando in termini di numeri, no? Nel senso che ieri la FIPA ha detto ci saranno 4 milioni di aiuti, si parla di aiuti sotto forma di tasse gara, di tesseramenti, eccetera. Tu da dirigente sei d'accordo sotto questo profilo? Ma allora, che ci sia bisogno di un aiuto da parte della federazione è innegabile, perché comunque altrimenti tante realtà purtroppo non potranno, e mi auguro di sbagliare, non potranno andare avanti, perché soprattutto le società minors, diciamo così, si troveranno in grande difficoltà, perché comunque ci sarà da capire quali saranno gli sponsor che verranno a mancare. Non è detto che tutte le entrate che c'erano quest'anno poi verranno confermate anche il prossimo anno. Io ho parlato anche con un po' di amici che fanno direttori sportivi in Serie B, in Serie C Gold, in Serie A2. È dura poter programmare in questo momento e avere certezza di quello che sarà il budget del prossimo anno. Certo, quando ti parlavo di passo secondo la gamba è perché noi come società cerchiamo sempre di muoverci secondo quelle che poi sono le nostre reali possibilità, no? E quindi sappiamo quelli che saranno bene o male le entrate per quanto riguarda le quote del mini basket, del settore giovanile e anche quegli sponsor con i quali abbiamo dei rapporti duraturi e che vanno avanti nel tempo per lungo tempo. Tipo abbiamo lo sponsor Acea che comunque per 3 anni e quindi sappiamo che su quello possiamo contare. Quindi cercheremo di far fronte alla difficoltà cercando di andare avanti con la programmazione, con le idee e ovviamente anche con l'apporto economico dei nostri sostenitori, insomma. Avevo in serbo, per meglio dire, una domanda per Davide, però è un attimo uscito, speriamo che possa rientrare, perché la domanda che da $1.000.000 che tutti si aspettano è che cosa deve fare Gabriele Voltolini per portare Davide Bruttini di nuovo alla Virtus, però che non vuole rispondere, no? Io pensavo che volessi annunciare in diretta la firma di Davide con la Virtus, invece no. È scappato, aspettiamo qualche anno, dai. Sì, è scappato, esatto. È scappato ancora prima che gli porgessimo il quesito. Esatto. Gabri,
Brugnaro, no? Il presidente, il patrono, anzi, per meglio dire, della Reyer Venezia, il sindaco di Venezia, aveva investito tanto a Chiusi, vicino a voi, vi siete affrontati anche nel campionato di C-Gold. È un po', tra virgolette, paradossale, no? Il fatto di investire tanto nel basket e poi si ritrova davanti a questo fantasma che ci ferma tutti e che impone alla FIB di dire campionati chiusi. Mi immagino... Ho fatto una battuta che non volevo farla. Quale? No, va bene. Certo. No, però è un po' paradossale, ovviamente, come hai detto te, insomma, pensare che ci sono realtà che hanno puntato tutto su quella che era la stagione in corso, tipo Chiusi, perché Chiusi ha fatto degli investimenti importanti, aveva allestito un roster di altissimo livello. Noi ci siamo affrontati solamente una volta in campionato, perché purtroppo la seconda sarebbe stata lo scorso fine settimana, quindi non abbiamo avuto la possibilità di affrontarli. Hanno investito tanto e probabilmente avrebbero raccolto i frutti, no? Perché comunque secondo me Chiusi era la grandissima favorita per salire di categoria. Non è detto che non possano farlo lo stesso, perché secondo me, insomma, il prossimo anno la Serie B sarà quella, guardando un po' il panorama in generale, credo quella più colpita, no? Perché comunque la B è uno scalino importante, perché sai, la C-Gold bene o male con un po' di forze riesce a farla, però la Serie B è già uno scalino di livello importante, quindi per fare la B ci vogliono risorse, ci vogliono strutture e forse un po' di società magari potrebbero purtroppo mollare, e credo che Chiusi ne approfitterà per assolutamente iscriversi magari alla prossima Serie B, e credo che la FIP glielo permetterà, perché comunque è una realtà che sta crescendo, stanno investendo anche su un discorso di settore giovanile, hanno fatto una collaborazione con una società della provincia di Siena, quindi sono una società in grande crescita. Eccoci Davide, grazie per essere rientrato. Stavamo scherzando perché nel momento in cui... Tranquillo. Dicevamo, nel momento in cui tu... col segnale, mi dispiace. Non è un problema. Però nel momento in cui tu sei uscito, avevamo in serbo una domanda, ed è questa: cosa deve fare Gabriele Voltorini per riportarti alla Virtus? Vediamo se Davide ci sente. Ancora no. Allora, vediamo nel momento in cui Davide... L'ho perso proprio la domanda. Ecco, te la rifaccio allora. È un segno del destino, Max. È vero. Che cosa deve fare Gabriele Voltorini per riportarti alla Virtus? Ma gliel'avevo scritto anche a lui. Esatto. Deve riportarmi tutta quella squadra là. Bella! È uno spiraglio. Ma tutti, da prima all'ultima, allora torno anche. E quindi uno spiraglio c'è, Gabri, eh? Esatto. C'è, ci si prova, l'obiettivo sarà questo, giuro. Davide, nel corso di questi anni da professionista in Serie 2 sei riuscito a ritagliarti un ruolo importante, sei anche diventato un talismano, no? Perché chi voleva passare dalla 2 alla 1 doveva prenderti, no? Vediamo se Davide... Scusa, non ti ho sentito ancora. Proviamo a rifare la domanda. Davide, dicevo, sei un talismano per passare dalla 2 alla 1? Gabri, vuoi rispondere intanto tu? Così vediamo se Davide riuscisse a migliorare il collegamento. Ma talismano, vai. A me non piace tanto. Vai Davide. No, a me non piace tanto essere considerato un talismano, perché vuol dire che porto solo fortuna, no? No, non è quello. Essere chiamato talismano. Ci vuole anche la bravura, ovviamente. No, lo so. No, certo. Però ecco, no, mi fa piacere che chiaramente aver fatto queste 3 promozioni consecutive e aver raggiunto ottimi risultati anche gli anni scorsi, ecco, gli ultimi 2 anni. Sicuramente c'è anche un po' di fortuna, al di là di scherzi, perché uno deve trovarsi nel posto giusto, al momento giusto, nell'anno giusto, e poi chiaramente si devono castrare determinate cose, insomma, oltre al valore dei singoli giocatori.
Hai vissuto coach alla maglia la Virtus Bologna, giusto? Vediamo se arriva la domanda a Davide. Gabri, intanto vuoi dire la tua su Davide? A parte gli scherzi, no? Perché è un giocatore importante e solido per la 2. Davide sicuramente è un giocatore importantissimo. Lo scorso anno, annata strepitosa quella a Capo d'Orlando, quest'anno si stava ripetendo. Ormai è una certezza, no? Del campionato, soprattutto di Serie A2, dove è sicuramente negli ultimi anni uno dei migliori italiani, e quindi insomma, a parte il discorso del talismano, no? Che è una battuta, però chi vuole costruire una squadra per cercare di salire effettivamente pensa a Davide, perché è un giocatore di altissimo livello, ormai con un'esperienza importantissima, quindi super giocatore, super. Davide, rifaccio la domanda. Hai vissuto coach alla maglia la Virtus Bologna? Vediamo se adesso ci riesci a sentire. Sì, l'ho vissuto e mi sono trovato veramente bene, sicuramente uno dei migliori allenatori che ho avuto, non tanto perché abbiamo vinto, ma proprio per il rapporto umano che hai instaurato con me in quei pochi mesi che sono stato lì, insomma. Ero l'ultimo arrivato, ma subito considerato dentro al gruppo come se ci fossi dall'inizio. Poi, come ti dicevo, per me è molto importante il rapporto umano, la considerazione della persona. E lui in questo è veramente super, perché capisce molto bene che al di là del giocatore c'è l'uomo con tutte le sue cose, e viene a parlarti di tutto, insomma, scherza, ride, e quindi ho veramente un ottimo ricordo di Ale. Faccio una battuta, quindi zero campanilismo Livorno-Siena, anche perché il campanilismo più veloce è quello tra Pisa e Livorno, mi sembra. Davide, da giocatore di A2, non voglio addentrare nella questione stipendi e quant'altro, non mi interessa, ma come la vedi da addetto ai lavori in ottica futuro? Vediamo se hai sentito la domanda. Sta ancora cercando un attimo di riprendere connessione. Gabri, torno da te un attimo. Prima dicevi, no? Eventualmente. No, ho sentito un'ottica futura, ma non ho Eccoci, sentito Davide. altro. Allora rifaccio la domanda. Da addetto ai lavori, come vedi il futuro per il basket italiano? Non voglio parlare di stipendio o quant'altro, dico in generale. Cosa speri? Cosa ti aspetti? La voce va e viene. Allora, torno da te, Gabri. Dicevi, no? Campionati a libera iscrizione per il prossimo anno, questa è la tua idea? Sembra che possa essere una possibilità, e credo che la FIP si possa lasciare una finestra aperta in questo senso, per dare la possibilità a più società possibile di non terminare la propria attività, e quindi lasciare aperte delle finestre per chi non ce la facesse magari a iscriversi ad una Serie B, poterlo fare in un campionato, in una serie più bassa, magari una C-Gold o una C-Silver, in base a quelle che saranno poi le disponibilità di ogni società. Io credo che questa sia un po' la strada da tracciare, no? Poi indipendentemente dagli sconti che faranno sulle tasse gara, sui tesseramenti giovanili, come ho letto ieri, che magari sono un piccolo aiuto, anche se tutto in questo momento è importante, però credo che si vada un po' verso quella linea lì del campionato a libera iscrizione, non proprio al 100%, però di lasciare uno spiraglio per le società di fare la scelta più opportuna. Davide, siamo tornati alla posizione di partenza, che forse è quella migliore, almeno lo diciamo con il sorriso stampato sulle labbra. Ti volevamo chiedere. Ok. No, è vero, è vero. Vi rubo ancora pochi minuti, promesso. Da addetto ai lavori, come vedi la situazione in ottica futuro? Niente ancora, Gabri? Vediamo. Ma come la vedo? Vai. Al momento veramente in alto mare, insomma. È difficile anche solo pensare a come potrà essere a settembre, se rinizieremo a settembre o no.
Non lo so, ecco, al momento non ci sto neanche troppo pensando, perché ora per ora sono tutte solo ipotesi, congetture. Dobbiamo vedere come si evolverà questa situazione, da allora potremo iniziare a fare dei programmi. Ecco, secondo me al momento è inutile pensare o sperare in qualcosa, perché non ci sono proprio le basi per poterlo fare. Gabri, parlando di libera iscrizione, nelle ultime ore anche la Gazzetta dello Sport ha fatto nome di qualche società che potrebbe pensare di fare la Serie A dalla 2, Udine, anche Forlì, Verona, eccetera. Tu, Gabri, a livello di Virtus, mi dici, e lo puoi dire anche ai vostri appassionati, ai vostri tifosi, che voi sicuramente parteciperete alla C-Gold? Sì, assolutamente, perché comunque la Serie B, come dicevo, è un passo troppo importante. Poi ovviamente abbiamo un consiglio direttivo che decide in merito, però insomma per adesso il nostro campionato è quello di Serie C Gold, quindi prenderemo parte alla Serie C Gold nel miglior modo possibile, o per cui ce lo permetterà il budget a disposizione, cercando sempre di puntare anche molto sul settore giovanile, perché è quello da cui si parte sempre per creare poi un futuro. E lo scorso anno abbiamo messo dentro 5 giocatori del nostro settore giovanile. Uno è stato la vera sorpresa dell'annata, perché Giulio Bartoletti, un playmaker che poi è entrato nelle mire di tanti addetti ai lavori che sono venuti a vederlo durante la stagione, un playmaker del 99. Poi c'era René Endur, un lungo del 2000, del 2,7 m, che avevamo preso da una società qui vicina a Siena, da Monteroni, 5 anni fa. E quindi insomma noi puntiamo su quelli, e sono i nostri ragazzi, e dobbiamo dare un filo conduttore al nostro progetto, che parte dal mini basket, passa dal settore giovanile e arriva fino alla Serie C Gold. Quindi mi sembra, caro Davide, che liberarsi di Gabriele Voltolini non sarà tanto semplice. Stiamo andando in chiusura, vediamo se ci riesci a sentire. Ti volevamo salutare e ringraziare per la disponibilità. Ringraziamo anche il collega Jack, la letto stampa di Forlì, che ci ha dato la disponibilità. Grazie Davide. Vale il silenzio a senso, dai Gabri, facciamo finta così. Sì, vedi, è indifferita, però arriva. Grazie a Davide Bruttini. Gabri, grazie anche a te, mi raccomando, mando un messaggio a Davide ringraziandolo. Assolutamente, assolutamente. E grazie a tutti per averci seguito, al prossimo appuntamento in diretta su BH TV. Alla prossima.